strepitosamente affascinante, con occhi sfrontati che promettono seduzioni infinite ed uno spiritoso caschetto di capelli rossi. Isabelle Huppert, a Montreal per ricevere il Grand Prix des Amériques attribuitole dal Festival dei Film del Mondo, ha scatenato un vero e proprio assalto all'arma bianca di fotografi e teleoperatori arrampicati sulle sedie in una gara all'ultimo sorriso di questa star famosa per i ruoli non proprio da educanda. I miei personaggi sono frutti di scelte precise, proprio come succede nella vita, così carica di peripezie, dice sorridendo Isabelle, che confessa anche di essere più curiosa che tentata dalla regia. È un cambiamento di rotta totale, con una visione più analitica del tutto, mentre quella degli attori è fatta di puro istinto. Quando reciti, conclude Isabelle, tutto converge a mettere in risalto il tuo lavoro. Da regista invece la musica cambia. Magari, chissà, un giorno sarebbe divertente vedere cosa ne viene fuori.